posso rassicurarti che con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario invernale del 9-12-2012, discusso solo qualche giorno fa con Trenitalia, i treni da te citati non subiranno alcuna modifica. Salvi i treni della notte. Mancano pochi giorni all'avvio dell'orario invernale e la stessa Trenitalia a smentire le voci che davano per spacciate le corse tra Belluno e Padova delle 5.06 del mattino e tra Padova e Belluno delle 22.46. Treni che, nonostante gli orari, registrano un buon numero di passeggeri. Molti infatti i pendolari che raggiungono i posti di lavoro della pianura con queste corse che, tra l'altro, sono anche le uniche in grado di garantire un collegamento Belluno-Padova-Milano e ritorno in giornata. L'alternativa sembrava già pronta, un collegamento su gomma che avrebbe rispettato tutte le fermate del treno. Un unico problema: la durata del viaggio si sarebbe allungata fino a quasi a raddoppiare, e così addio coincidenze. Da Venezia oggi il consigliere Fertino Dario Bonda a rassicurare studenti, pendolari e viaggiatori. In un mese la richiesta di chiarimenti di Bonda è approdata prima sul tavolo dell'assessore regionale Renato Chisso, poi su quello del dirigente Bruno Carli, fino a Trenitalia, che stavolta ha prontamente risposto. Ma l'attenzione sui binari bellunesi resterà costante. Salvate le corse, c'è da garantire un servizio di qualità almeno accettabile. Si moltiplicano infatti le segnalazioni di disservizi, ritardi, problemi di riscaldamento con vogli insufficienti. Se il servizio è sorvegliato, minori sono le possibilità di soppressioni o vere e proprie dismissioni, commenta Bond, che chiede anche impegni precisi alla Regione. Chiaro che dovremo monitorare di continuo e con precisione questo determinato comparto e mi aspetto dalla Giunta regionale delle significative e importanti modifiche anche su questo, con collaborazioni importanti come sono accadute e successe con risultati positivi in Lombardia, ma qui non si taglia nulla.